Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Salve a tutti, benvenuti a Lettera D. Oggi parliamo di musica di altissimo livello e lo facciamo con un percussionista solista che è Sergio Calì. Salve Sergio, Ciao, grazie di essere qui. Grazie a voi per avermi invitato. Benissimo. Sergio, tu sei appassionato di musica e la musica fa parte della tua vita, è un po' un punto comune che ti lega anche alla tua famiglia e difatti hai dimostrato sostanzialmente questo grande amore per la musica conseguendo il diploma al conservatorio con 110 lode e menzione. Ma quando è stata la prima volta che ti sei esibito su un palco, in pubblico? Cosa ricordi di quel momento? Questa è una domanda molto particolare perché io cominciai veramente piccolo. Stai menzionando la mia famiglia e a proposito di questo ti racconto che tantissimi anni fa, in realtà io non ricordo, però i miei genitori mi regalarono una batteria a giocattolo. E da allora non ho mai smesso di suonare, addirittura conservo delle fotografie di un saggio all'asilo dove suonavo con papà appunto la batteria, quindi se dovessimo parlare proprio del primo spettacolo, la prima volta che ho suonato in pubblico è stato il saggio dell'asilo, ho delle foto tenerissime che conservo. L'unica cosa che mi dispiace è che di non avere un video appunto della manifestazione di allora, anzi se c'è qualche compagnetto dell'asilo che conserva un video di allora sarebbe veramente gradito riceverlo perché conservo le foto e ovviamente non mi posso ricordare di quell'esperienza lì dell'asilo, ma ero troppo piccolo. Però poi non ho mai smesso, ringraziando appunto la mia famiglia, ho sempre suonato, poi ovviamente con le scuole cominciano le varie feste della musica, allora c'erano tutte le feste della musica anche all'interno dei licei, sì, eccetera, eccetera. Io avendo un fratello più grande, un fratello Michelangelo, mi ricordo quando andavo alle scuole medie, già con lui mi esibivo al liceo, per me era un'emozione incredibile perché ero in mezzo ai grandi, no? Io ero il piccolo della situazione. E conservo un bellissimo ricordo. E una cosa che ci tengo a dire è che le amicizie di allora sono restate. Cioè le persone con cui allora abbiamo fatto queste esperienze, eccetera, eccetera, conserviamo un legame molto, molto particolare. E ormai ti parlo di un bel po' di anni fa, si parla di 17 anni fa almeno, sì. E lì si cominciarono poi a fare le manifestazioni più grandi con i service. La nozione più grande era ovviamente vedere la mia batteria montata sul palco, amplificata con quei suoni pazzeschi che ti riempivano lo stomaco, quindi un po' di tensione, però anche la carica del suono che era incredibile. Quindi è un po' difficile ricordarmi in questo caso una manifestazione in particolare che ricordo, però sì, ci sono bellissimi e vari ricordi che conservo gelosamente. Ma da allora ne hai fatta di strada, ti sei esibito a New York, in Brasile, in Germania, in Italia ovviamente, con diverse orchestre, quella del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, quella Scontrino appunto di Trapani. Sì. Ma quanto è importante portare e confrontare le proprie esperienze musicali con quelle di altri paesi? Guarda, è veramente molto particolare. Ci sono delle cose particolaristiche che ti rendi conto solo lì, solo lì. Per dirne, quando sono stato in Brasile, ovviamente sentir suonare ai brasiliani la loro musica folcloristica, che è la samba, la bossa nova, arrivare lì e sentire un modo, è un po' particolare da spiegare il fatto che il modo di suonare è molto relativo al genere musicale e anche da dove sei cresciuto, quali sono le tue esperienze e da cosa sei stato influenzato. Quindi per esempio in Brasile sentivo la samba, la bossa nova suonata da loro, automaticamente mi sono anch'io lasciato influenzare, come spero anch'io di aver trasmesso qualcosa del mio modo di suonare a loro. Lo stesso succede per l'America, appunto, dove
sappiamo la musica jazz, è bellissimo girare i jazz club dove viene fatta la musica estemporanea, il jazz ha la grande particolarità di fare le jam e sentire appunto come suonano gli americani e assicuro anche che il fatto che ci siano tutti i livelli, cioè tu trovi affiancati a dei mostri sacri dei ragazzi che magari si stanno facendo strade e questo è meraviglioso perché ha un carattere di aggregazione incredibile. Anche lì ovviamente ho imparato tantissimo perché sicuramente una conoscenza totalitaria è impossibile. Quello che riesci a capire insomma da casa oggi è un po' più facile con la grande comunicazione, con internet, eccetera, eccetera, però viverlo di presenza, la conoscenza del suono, percepirlo addosso è un'altra cosa, l'approccio all'esecuzione, alla performance è molto particolare. Lo stesso valga per la Spagna. Quando sono stato in Spagna notavo che tantissimi ragazzi suonavano la loro musica folcloristica che è il flamenco ed era incredibile sentirli suonare, anche lì ho preso tantissimo, per esempio c'erano questi percussionisti che suonano il cajon in Spagna che è uno strumento, è una cassa, fondamentalmente nasce dalla cassa di frutta, è uno strumento meraviglioso e loro come si inserivano con la chitarra classica tipica della musica flamenco era qualcosa di incredibile. E via dicendo appunto per i vari paesi. Sicuramente la condivisione è un canale di comunicazione pazzesco, che poi possiamo studiare tantissimo sui libri e continuiamo a studiare sempre sui libri. Io stesso dico, e tutti i giorni cerco di tenermi aggiornato, di studiare, eccetera, eccetera, però quello che è la potenza comunicativa di gente che non parla la tua stessa lingua, però musicalmente è riuscita a dire qualcosa, è qualcosa di stupendo. È fondamentale. È fondamentale ed è uno scambio. E la cosa più bella è questa, è uno scambio perché tu dai qualcosa, loro ti danno qualcosa e sicuramente tu lo porterai dentro, te lo ricordi perché fa parte della tua esperienza. In generale nella musica succede questo, che noi siamo figli appunto del nostro talento ma anche delle nostre esperienze, quindi ovviamente venendo a contatto con delle realtà diverse, con un modo di suonare particolare, eccetera, eccetera, tu non puoi che acchiappare, no? questo groove, questo sound diverso di qualsiasi etnia si parli. Mi è capitato anche la stessa cosa in realtà qui, ho fatto degli spettacoli ultimamente al Teatro Massimo dove c'erano dei musicisti africani, dei musicisti tunisini, anche qui mi è capitato di ricevere tantissimo. Quindi non solo quando io sono stato fuori, ma anche gli artisti che vengono qui, quindi io sono assolutamente pro questi gemellaggi, queste misture di varie culture e cercare di andare al succo appunto della performance e della la comunicazione della musica, il linguaggio musicale che è qualcosa di stupendo ovviamente. Ma Sergio, tu sei un percussionista, perché le percussioni? Emanano un fascino particolare come strumento? Ma guarda, come ti ho detto da piccolino, mio papà mi regalò questa batteria e lì è stato un amore a prima vista. Ovviamente ora dopo tanti anni ti posso dire che tutti i bambini che si ritrovano in sala ai concerti, alle situazioni, sono assolutamente attratti dallo strumento di percussione perché ha un'energia incredibile e anche l'approccio visivo fa rendere conto a tutti insomma questo andamento biunivoco, no? Della percussione al quale segue questo suono incredibile, poi metterli insieme è qualcosa di pazzesco. Quello che è successo appunto alle percussioni, poi ovviamente io ho allargato assolutamente l'orizzonte perché tantissimi anni fa quando decisi appunto di fare questo come mestiere mi iscrissi al conservatorio e ancora purtroppo non c'erano, io parlo purtroppo per fortuna per quel che mi riguarda, però non c'erano i percorsi proprio di batteria perché io suonavo la musica leggera, la musica pop, allora c'era la musica classica e i corsi di jazz erano proprio all'inizio. Allora mi iscrissi al percorso di percussioni classiche che prevede appunto lo studio di vari strumenti, quelli che vengono appunto dalla musica sinfonica e operistica, quindi gli strumenti che vengono utilizzati nelle grandi orchestre che sono timpani, xilofono, piatti, triangolo, il tamburo.
ma anche gli strumenti a percussione. Lì devo ringraziare tantissimo il mio mentore, la mia insegnante, Fulvia Ricevuto, che appunto mi mostrò una via diversa. Cioè, conoscendo gli strumenti come la marimba, il vibrafono e approfondendo la musica cameristica, eccetera, eccetera, ho visto che c'era anche un'altra via. Beh, per me è stato, da un certo punto di vista, anche la salvezza, perché probabilmente suonare in orchestra non era la mia aspirazione massima. Non mi dispiacerebbe, mi piace molto, a seconda ovviamente dei repertori che vengono suonati, però quello che mi possono dare i miei strumenti, e poi ho portato appunto al solismo, marimba, vibrafono, ma non disdegno nessun tipo di strumento a percussione. Ovviamente mi hanno portato a poi partecipare ai concorsi, mi hanno portato all'estero, mi hanno dato dei canali diversi. Ecco, quelli erano quelli del percorso del conservatorio classico, che quindi aveva una volta solo ed esclusivamente un indirizzo poi orchestrale. Oggi è questo, ma è anche altro. La strada per la musica contemporanea, per la sperimentazione, per la conoscenza un po' a tutto tondo della musica, in questo caso appunto la musica contemporanea. Mi sto ripetendo molto su questa cosa della musica contemporanea perché è una cosa a cui tengo, Ci tieni, a sì. cui tengo perché per me è stato un nuovo linguaggio, quindi sul quale mi sono rispecchiato. E quindi ringrazio di aver deciso, insomma, di aver intrapreso questo percorso. Bene, tu ti sei esibito per la RAI, per la Fondazione Teatro Massimo, anche per il Teatro Finocchiaro e per altri, ma sostanzialmente qual è l'esperienza professionale che ricordi con maggiore soddisfazione? Beh, anche lì è un po' difficile ricordarsene una in particolare, riportare un'esperienza in particolare è un po' riduttivo perché ogni esperienza, ogni situazione ha qualcosa da insegnarti e in ogni situazione devi assolutamente cercare di essere dentro al 100%, quindi in questo caso quello che faccio io, ti ritrovi in situazioni dove quando faccio i concerti da solo, ok, dove sono io il capo della situazione, no? Perché sono solo, devo decidere tutto, ma altre situazioni in cui devi essere bravo a fare il soldato, quindi seguire l'interesse comune e mettere al proprio servizio la tua arte dello spettacolo finale, quindi la musica è bella tutta, quindi la cosa meravigliosa è appunto la varietà, ecco. E devo dire che è la cosa più divertente pure, perché così non risulta mai noioso, perché puoi fare sempre la stessa cosa e poi diventa anche abbastanza noioso. Quindi dire che sia una in cui mi rivedo, assolutamente non mi ci rivedo Non ce molto. n'è una in Preferisco tante esperienze perché è bellissimo fare i concerti da solo, ma a volte è anche molto stressante. Perché ti ritrovi da solo, devi affrontare il pubblico, devi pensare a 2000 cose, la musica che devi suonare, ma anche gli strumenti, perché suonando tanti strumenti devo ricordarmi di tutte le notine, le bacchettine che devo usare, questo brano come lo faccio, allora, quindi da solo ha un tipo di coinvolgimento totalitario, che è anche abbastanza stressante, però ti mette quel pepe in più che ti fa venire insomma la voglia di farlo, ma è molto bello anche condividere con gli altri quello che possa essere il gruppo, no? E sapere di essere insieme, no? Quando ti ritrovi sul palco e ti vedi con il compagno che suona con te, vi schiacciate l'occhio, vi mettete d'accordo sulle cose da fare, insomma anche quello è bellissimo. Poi ci si ritrova tutti dopo a prendere un caffè insieme, a mangiare insieme, è qualcosa di bellissimo, si scambiano le idee, eccetera, eccetera, quindi non posso assolutamente dire che preferisco esibirmi da solo perché è sbagliato, preferisco avere tante esperienze, non disdegno nulla da questo punto di vista, mi piace molto riuscire a essere me stesso in tutte le situazioni, ecco quello è il fine ultimo, diciamo dal punto di vista artistico è cercare di essere te stesso, quindi anche mettere il tuo su tutte le situazioni che ti si presentano. Tu oltre a fare musica la insegni, infatti insegni al Conservatorio di Palermo, all'Accademia Scarlatti sempre di Palermo e segui i bambini dell'orchestra Quattro Canti, ma
Secondo il tuo punto di vista, quanto è importante la musica per la formazione di un individuo? Beh, la musica per la formazione dell'individuo è decisamente importante. Proprio adesso stiamo vivendo un grande cambiamento. Ormai la riforma che c'è stata appunto dal Ministero è del 99, è entrata in atto qualche anno dopo. Oggi ci ritroviamo moltissimi ragazzini che studiano alle scuole medie a indirizzo musicale, ed è una cosa più che giusta perché la musica ti insegna tante cose. Io parlo ora principalmente dell'Orchestra Quattro Canti, che è un'orchestra meravigliosa che abbiamo di bambini a Palermo. È un progetto che è partito 3 anni fa. Questi ragazzini non avevano idea neanche di cosa fosse probabilmente la musica, tranne qualcuno che aveva fatto qualcosa. A loro sono stati prestati gli strumenti, ma parliamo di strumenti come violini, violoncelli, viole, contrabbassi, trombe, io sono tutti percussionisti ovviamente. E la cosa meravigliosa è che come dal primo giorno si sono messi a suonare, è stato quasi un miracolo, veramente. È un sistema molto particolare perché invece di prevedere lo studio intensissimo a casa per poi anni e anni dopo esibirsi in pubblico, lì abbiamo ribaltato le cose. Il progetto ovviamente segue l'idea che era di stampo del progetto di Abreu, dell'orchestra venezuelana, appunto, che fece questo maestro ormai penso più di 30 anni fa probabilmente. Non vorrei ora sbagliarmi con le date perché farei una figuraccia, però prese i bambini dalle favelas in Venezuela, gli diede gli strumenti in mano. Oggi questi ragazzini sono anche primi strumenti nelle orchestre più importanti europee e internazionali. Ora, dico, sarebbe magnifico che anche i nostri riuscissero a arrivare a questi livelli, però già di base gli stiamo dando qualcosa. Imparano a stare insieme, imparano a suonare insieme, imparano ad ascoltarsi l'un l'altro, perché la musica è necessaria. Se non ci si ascolta l'un l'altro, non si rispetta l'un l'altro, non si capisce che la cosa si fa insieme, la musica non funziona. Quindi da questo punto di vista la musica ha un potere educativo incredibile, micidiale. Sicuramente anche l'aspetto formativo dell'essere concentrati, lì al dovere, per poter suonare bene uno strumento ci vuole dedizione. Anche da questo punto di vista è molto importante l'insegnamento della musica, ma in larga scala, non necessariamente per chi poi farà il musicista, ma noi speriamo che tutti poi diventino grandi musicisti. Sì. Però in generale la conoscenza di un'educazione musicale da parte di tutti è importante perché questi bambini un giorno saranno i musicisti della musica meravigliosa che ascolteremo noi, ma allo stesso tempo possono anche essere il pubblico, saranno gli stessi consumatori della musica, quindi c'è un dare e ricevere, c'è una conoscenza maggiore, perché se i ragazzini sono educati alla musica saranno anche più esigenti, quindi anche la musica sarà speriamo migliore, no? Nel senso che non si accontenteranno magari della musica di massa, ma magari cercheranno qualcosa di più particolare. Ma io spero almeno 1 su 100 che si renda conto della bellezza dei timbri, delle dinamiche, delle atmosfere, dei suoni, che è qualcosa di meraviglioso. Sicuramente noi gli buttiamo la palla, poi ovviamente la devono prendere, però certo. Io posso semplicemente dire che per esempio sto facendo lo scambio di questa orchestra, ma come vale per tutti i ragazzi che seguo, eccetera, eccetera, che noi gli lanciamo qualcosa, speriamo che la colgano, però sicuramente stanno facendo una grande, bellissima esperienza, perché quasi mai si litiga per musica. Quindi è solo una scusa di aggregazione, di stare insieme, è qualcosa di meraviglioso. Pur essendo molto giovane hai vinto numerosi premi, come per esempio il Premio Nazionale delle Arti, il Libra Grand Prize, e anche hai vinto il concorso internazionale di Apeson. Ma adesso quale premio ti piacerebbe ricevere? Ah, bella domanda. Beh, per vincere un premio intanto devi partecipare. Quindi non è base di partenza. Intanto, perché ci sono moltissimi concorsi, quindi già diciamo, ci vuole innanzitutto di parteciparci al concorso. E non è detto che in questo momento sia, non ho questo fine ultimo di un concorso, sì, ce ne sono diversi che probabilmente
al quale probabilmente parteciperò, però diciamo che non è il premio che fa la differenza. Ecco, fare il concorso è un'esperienza molto particolare perché prima di tutto ti metti tu alla prova. Per esempio, approfitto per dire appunto per i miei spettacoli che faccio appunto da solista, eccetera, eccetera, serve un banco prova, quindi spesso mi vado a fare questi concorsi anche per provarmi dei brani che ho, che sto preparando, per vedere un po' anche la reazione, per vedere quello che succede, quindi non per farsi un concorso si va per vincerlo, ecco. Non è il premio quello che conta. Certo, dice è facile dirlo dopo che ne hai vinti diversi, però Moltissimi. preferisco dire appunto che intanto uno ci prova. Però vedremo, non lo so, in questo momento non ho l'idea di un concorso in particolare da fare. Non lo so, ti farò sapere. Ma pensi che in Italia si faccia abbastanza per stimolare i giovani verso la musica o consiglieresti a chi ama questo settore di andare fuori, all'estero per cercare maggiori opportunità? Ma guarda, c'è un sacco di gente che lo consiglia a me di andare all'estero. Passa il tempo, gente mi dice, però sai, qui è difficile, però sai, devi andare via, eccetera, eccetera. Io sono in contatto con moltissimi musicisti all'estero, polacchi, tedeschi, spagnoli, eccetera, eccetera. È un po', diciamo, probabilmente hanno qualche opportunità in più. Sicuramente la nostra terra non ci offre tantissimo e questo è un dato di fatto, che però devo dire che tramite questi canali di comunicazione, di internet, dei social network, ognuno può ritagliarsi uno spazio e avere un grande pubblico a disposizione, giusto? Quindi fondamentalmente se tu riesci a far funzionare la tua musica e piace in larga scala e hai un canale di comunicazione diretto oggi come quello di internet, probabilmente riempiranno le sale dei concerti. Quindi è una cosa abbastanza particolare. Ovviamente sicuramente puoi essere bravissimo, bravissima a suonare, eccetera, eccetera, però ci vogliono anche dei canali di comunicazione importantissimi, perché probabilmente se non lo sa nessuno che tu suoni qualcosa, allora nessuno verrà al tuo concerto. Sì. Quindi non è più molto relativo a dove stai, ma al cosa fai e come lo fai conoscere in giro. Ecco. Sicuramente non abbiamo un pubblico preparato a pagare il biglietto, non abbiamo un pubblico che segue, che è abbonato ai teatri, qualcosa. Certo, a Palermo un po' meglio, ma in generale qui purtroppo si cerca sempre l'amico per farti entrare al concerto gratuitamente, eccetera, eccetera, che in realtà ci potrebbe anche stare nel momento in cui ci fossero i numeri, insomma, di larga scala, che c'è un sacco di gente che viene ai concerti, eccetera, eccetera. Ora, ovviamente, se ne parliamo delle major, mainstream, insomma, dei grandi della musica pop in Italia che vendono un sacco di dischi, li vedi pieni i concerti, ma anche loro fanno tantissima produzione pubblicitaria, perché comunque bisogna stare sempre nel giro e sempre, certo, ovviamente mi collego al discorso di prima, probabilmente partendo anche dall'educazione dei ragazzini, loro stessi saranno forse più interessati a venire ai concerti no, oggi non si parla più di comprare i dischi perché ormai scaricano tutti la musica su internet, però seguirla sì. Ecco, se tu metti l'interesse, sicuramente non lo disdegnano, questo è sicuro. Sicuramente bisogna potenziare la comunicazione della musica, di quello che succede in giro e della produzione musicale. Ovviamente ci sono tantissimi musicisti che fanno musica pazzesca, che meriterebbero di essere ascoltati da più gente possibile. Quindi non è tanto il luogo dove stai, probabilmente il luogo dove stai sì, ti aiuta, ma sempre relativamente, e poi cercare di essere sempre in giro, ecco, quello è importante, cercare sempre di far ascoltare la propria musica, certo non in maniera ossessiva, non bisogna imporsi troppo, però sicuramente
che se tutti ascoltassero più musica di un certo tipo, probabilmente tutta la musica ne gioverebbe, tutto l'ambiente ne gioverebbe, ma anche culturalmente faremmo un grandissimo passo avanti. Quindi in Italia è ancora abbastanza difficile vivere di musica. Ma sicuramente non è semplice, ma come probabilmente non è semplice anche negli altri campi. Passa il tempo a vedere ragazzi laureati e pro-laureati con 2 o 3 lauree che passeggiano, eccetera, eccetera. Quindi come dire che le cose non funzionano solo nella musica? Probabilmente le cose non funzionano In generale. in molti campi, purtroppo. Quindi probabilmente è tutto collegato. Cioè, se c'è un benessere lavorativo in tutti i campi, probabilmente anche la musica ne gioverebbe, ma la musica come i libri, come il teatro, come la prosa, come la lirica, la sinfonica, tutto ne gioverebbe. Probabilmente l'Italia sai, è sempre relativo alle persone a cui ti rapporti. No, io per esempio sono di Agrigento, sono residente qui, però passo pochissimo tempo qui. È un dato di fatto che in centri più grossi c'è molto più pubblico, quindi è più facile riuscire a organizzare degli eventi, organizzare dei concerti, che ci sia più gente che è interessata a quel tipo di prodotto. Quindi sperare magari che nei piccoli centri ci sia gente interessata alla musica contemporanea che faccio io, ovviamente è utopistico. Ci sono le persone interessate fortunatamente, non dico di no, però ovviamente sarebbe il caso anche di potenziare gli eventi di questo tipo, non parlo di me ma anche in generale di tanti tipi di musica, di tanti tipi di... È più difficile trovare un evento con degli strumenti particolari anzi qua proprio io ora parlo di Agrigento, ne approfitto perché siamo ad Agrigento per dire che è già abbastanza difficile trovare un quartetto d'archi, per dire. Cioè, ora a me non mi è così capitato forse un paio di volte vedere un quartetto d'archi ad Agrigento. Certo ci sono stati degli eventi sicuramente, ci sono state delle cose, però probabilmente l'assenza di una scuola di questo tipo nella nostra città anche diminuisce le possibilità che ci siano eventi di questo tipo. Ovviamente in posti dove ci sono conservatori, dove ci sono licei musicali molto avviati, è più facile vedere concerti anche di musica classica, per dire. Ora qui si è al contrario, è più facile trovare una band che ti suona i brani in voga che si sentono a radio, ma è molto difficile che trovi il quartetto d'archi che ti suona musica classica. Quindi diciamo un po' in Italia pensi che si tenda a sottovalutare l'importanza culturale della musica? No, non ho parlato dell'Italia, in questo caso ho parlato di Sì, in l'Italia in generale, certo, ovviamente se accendo la televisione ricevo quello che la televisione mi dà, quindi anche da questo punto di vista è difficile trovare nelle grandi emittenti musica di un certo tipo, però devo ammettere che ho scoperto che c'è una grossa fetta di gente che segue, che è informata anche sulla musica, ripeto, contemporanea, musica classica, quindi c'è un filone di gente. Ovviamente anche lì è la comunicazione, non è questione, è che probabilmente magari i grandi artisti del pop vendono di più e quindi sono più bombardati sulle emittenti, sulle radio, eccetera, eccetera. Ma ripeto che è una cosa relativa appunto alle esperienze del pubblico. Se il pubblico fosse abituato anche a ascoltare anche altro, io non voglio togliere niente a nessuno, ma anche altro, allora probabilmente ci sarebbe più spazio per tutti. Quindi non è relativo solo al paese, ecco. Probabilmente ha un'idea generale. Generale. Sì. Questa è la mia idea, probabilmente domani cambierò idea, ne riparliamo, però adesso la penso così, forse sono abbastanza positivo, diciamo, nel modo di pensare da questo punto di vista. Sergio, come ti vedi? Dove ti vedi tra qualche anno professionalmente parlando? Ma questo è un grande dubbio, perché è un continuo scorrere, Pantarei, no? Tutto scorre, quindi mi piace insegnare, per esempio, questo sì, quindi probabilmente anche seguire dei ragazzi mi riempie molto,
non abbandonerò mai il palco, questo cercherò sempre con grande forza di essere sempre in prima linea, questo sì. Quindi la musica è un mestiere un po' particolare, perché un giorno ti ritrovi in sala di incisione, un giorno ti trovi didatta, un giorno ti trovi solista, un giorno ti trovi al teatro ad accompagnare un artista, un giorno ti trovi in uno spettacolo in piazza, un giorno ti ritrovi qui, insomma è molto vario. Decidere di dire faccio questo, non faccio più quell'altro, adesso non è il momento, perché alla fine ho 28 anni, quindi è tutto, almeno dal mio punto di vista, a costruire, quindi non vedo, appunto, io voglio fare questo, sarebbe un po' impoverirmi. Invece preferisco farmi a volte anche sorprendere dalle situazioni, dalle cose che succedono e cercare di mettermi alla prova di volta in volta, quindi è un po' difficile dire voglio fare questo, a questo che? Nel senso, nella musica si possono fare 2000 cose e in questo momento preferisco fare un po' di tutto. Non so domani quello che succederà, è una domanda al quale non so rispondere. Ci sono dei brani che suoni più spesso, che fanno parte un po' della playlist che caratterizza la tua vita? Sì, ci sono dei brani che mi hanno accompagnato, ovviamente dipende sempre da quale versante parliamo della musica. Se parlo appunto dei miei concerti da solista, ci sono dei brani che mi hanno segnato e li porto dentro il cuore, per dire il concerto per marimba orchestra di Manuel Sejourné, oppure A Little Prayer, che è un brano di Evelyn Glennie meraviglioso, che suono quasi sempre come bis. Ci sono brani come Crossover, che è un brano per tamburo di Ray Feneder, che mi ha fatto vincere diversi concorsi. Lì la soddisfazione più bella è stata che lo stesso compositore mi ha scritto su YouTube congratulandosi della mia interpretazione. Sono tanti i brani, ma è anche bello scoprirne pure di nuovi. Quindi ci sono dei brani a quali non puoi rinunciare e ci sono dei brani che sono in corso d'opera. Una cosa che adoro fare, per esempio, è collaborare con i giovani compositori. Fortunatamente non mi piace solo chiamarli compositori, per me sono tutti amici, sono tutti insieme che hanno scritto brani bellissimi. Cito Tersero Cerami, che ha scritto un brano bellissimo per Gran Cassa e Musica Elettronica, con cui abbiamo partecipato a concorsi, abbiamo fatto un sacco di manifestazioni che prende sempre successo, ma come cito anche il compositore Giuseppe Ricotta, che è un mio carissimo amico. Sono tantissimi brani scritti da lui e per me scrive musica fantastica. Perché no? Probabilmente domani scriverò qualche brano io e magari diventerà il mio cavallo di battaglia, non lo so. Sì, ci sono dei brani che mi hanno accompagnato. Sicuramente se tu mi chiedi uno dei primi brani, mi ricordo Black Knight di Deep Purple alla batteria, che era per me un brano fantastico, mi divertivo da morire, o Smoke on the Water, o i brani delle Zeppelin, Pink Floyd, i Genesis, cioè ci sono tantissimi brani che mi piace tuttora suonare, che ascolto come l'emozione della prima volta o che se li dovessi seguire come con l'emozione della prima volta mi ci butto a capofitto, perché proprio mi prendono tantissimo. Quindi dipende anche dal versante, ecco. Se parliamo magari dei miei concerti da solista, ti ho citato quelli lì. Se ti parlo magari dei brani di musica rock, ovviamente ho quelle influenze lì che mi accompagneranno per sempre. Benissimo, io ringrazio Sergio Calì per essere stato nostro ospite e ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Lettera D e buona vita a tutti.